Ringrazio a nome di Capesaro e dei curatori, appunto io e il professor De Feo, curatori della mostra del ritratto veneziano dell'Ottocento, per l'ospitalità, Palazzo Mocenigo, voi per la presenza, anche tutti gli ospiti delle visite guidate che organizziamo ogni martedì prima di queste conferenze. Saltiamo il prossimo martedì perché è l'ultimo di Carnevale, abbiamo anche il finissage della mostra di Chagall al Candiani, se avete occasione di andare a visitarla. Nello scorso weekend, tra sabato e domenica, abbiamo avuto 1200 presenze al Candiani, sta andando anche molto bene Capesaro, ma il Candiani ovviamente è a scadenza, nel senso che la mostra chiude martedì, e nell'ultimo giorno di Carnevale avremo l'omaggio di una frittella per ogni visitatore da ritirare in caffetteria. Lo dico se avete piacere di festeggiare il Carnevale in terraferma con noi a Mestre o con figli, amici, nipoti. Comunque le frittelle ci piacciono, quindi riprenderemo il programma di conferenze e di visite guidate, appunto precedute da visite guidate a Capesaro, con la dottoressa Squarcina e il Luigi Zanini, il dottor Zanini, il 20 di febbraio, con una conferenza dedicata alla moda dell'Ottocento. Adesso ringrazio ancora il dottor Matteo Piccolo, lo storico conservatore di Capesaro, diciamo una colonna storico, una colonna portante del nostro museo, che appunto, che poi oggi ci parlerà di un aspetto molto affascinante, cioè la ricaduta nelle collezioni di Capesaro della mostra dell'Ottocento, che cosa rimane a Capesaro e forse anche a Venezia, con qualche novità. Grazie a tutti e grazie a Matteo. Sono io che ringrazio prima di tutto, ringrazio voi di essere qui presenti, ringrazio Elisabetta e Chiara della presentazione, è sempre iperlusinghiera. Io cercherò di fare del mio meglio e vi metto un po' le mani avanti se volete, perché la mia comunicazione non sarà semplicissima, per cui cercherò di prendervi appunto per mano e illustrarvi meglio che posso questo aspetto un po' particolare, diciamo, delle ricadute della mostra del 23 proprio sulla natura e sulla consistenza delle collezioni della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, come io amo chiamare questo museo, che sarebbe il nome originario, ok? Perché Capesaro, come per tutti noi lo chiamiamo, è essenzialmente la sede, e potrei dirvene anche molte altre su questo aspetto, però non è l'argomento della serata, magari qualche accenno lo faccio però. Allora, innanzitutto iniziamo dall'inizio, come si dice. Ho messo delle piccole, come posso dire, istruzioni per l'uso, da tenere ben presente, una sorta di piccola mappa. Allora, innanzitutto sapete che il museo nasce nel 1897 ed era per programma dedicato alla contemporaneità. Il significato della parola moderno era questo all'epoca. E il fatto fondamentale, almeno per i primi decenni della sua esistenza, era stata proprio come si dice, il collegamento con la Biennale. Tutte quante le prime opere donate, perché nasce da una donazione di un privato, il principe Alberto Giovanelli, sono donazioni provenienti dalla Biennale, cioè il principe acquista alla Biennale di quell'anno, la seconda edizione, 1897, dicevo, e immediatamente dona al Comune di Venezia per costituire una galleria d'arte moderna che non esisteva. Internazionale, proprio per questo motivo quindi, perché la denominazione della Biennale, come la conosciamo noi oggi, era Esposizione Internazionale d'Arte della città di Venezia. Ma, nonostante il nome, aveva da subito le collezioni del museo avevano da subito accolto opere anche di artisti veneziani, italiani e di altre regioni, di altre scuole regionali. All'inizio poi era un po' così, c'era anche una divisione per scuole regionali, se andate a vedere proprio i primi cataloghi.
E la mostra che Nino Barbantini, che come diceva, mi ricordo bene, Elisabetta, nella scorsa conferenza, il primo direttore della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, appunto, quando organizza nel 1923 questa mostra che oggi celebriamo in qualche maniera, e insomma alla fine decide, non solo lui, ma lo vedremo assieme con chi, di creare una sorta di sezione ottocentesca all'interno del museo. Una cosa totalmente avulsa fino a quel momento dal patrimonio. E questa cosa ha varie ripercussioni. Il problema di questa sera è che come ci si arriva è estremamente complesso e non c'è una strada lineare, ci sono alcuni aspetti amministrativi che cercherò di spiegarvi e delle ripercussioni anche storiche che vediamo ancora oggi sia nelle collezioni ma anche in tutto quello che viene attorno, insomma. Ecco. Allora, ho diviso in più sezioni questa comunicazione. Inizierei proprio dalle opere esposte alla mostra e acquisite poi dal museo a titolo definitivo. Io qui faccio una carrellata ovviamente e prendo degli esempi, non faccio, diciamo così, un rendering di tutto quello che c'è e che non c'è, insomma, altrimenti stiamo qui, penso, fino a domani mattina. Vi faccio notare che sulle didascalie che ho messo c'è sempre la modalità di acquisizione e l'anno. Spesso le acquisizioni sono direttamente da chi le aveva prestate per la mostra del 23. E queste sono tutte opere che erano appunto esposte in mostra, ok? E che il museo acquisisce in quell'occasione o nei momenti subito più prossimi, insomma, ecco. Eugenio Moretti Larese, Antonio Betto, anni 50 del XIX secolo, Don Luigi Betto del 25. Un'altra opera, questa qui forse anche più importante in qualche maniera, il ritratto di Felice Schiavoni fatto dal padre, Natale, dono del conte Giuseppe Sernagiotto. Siamo probabilmente nel 23, diciamo così, abbiamo qualche piccolo dubbio su questa data, ma siamo lì, insomma. Ecco. Un'altra opera che voi avete visto sicuramente in mostra, molto bella, di Guglielmo Stella. Anche qui, e qui c'è un problemino, vedete, non è proprio secondario, ma è un problema che si ripete nella lettura degli inventari di questo museo, ma anche di altri. Cioè ci sono dei piccoli punti neri, come posso dire, di buchi neri meglio, scusate, e per cui non sempre è documentato in maniera chiara, precisa, puntuale, la provenienza, la modalità di acquisizione, l'anno in cui questa è stata effettuata. Beh, la copertina di questa comunicazione, la Virginia Sartorelli di Michelangelo Grigoletti, che è uno dei capolavori assoluti esposti, ma anche all'epoca era stato riconosciuto come tale. Qui già cominciamo a vedere un aspetto abbastanza interessante, nel senso che è un acquisto non diretto, o meglio, è un dono del comitato organizzatore della mostra, che l'ha acquistato proprio dal proprietario, il Giuseppe Piccio. E come è stato possibile questo? La mostra, nonostante fosse stata realizzata, pensata e allestita in un tempo estremamente limitato, ebbe un successo anche economico notevole, tant'è vero che ci furono circa 10.000 lire dell'epoca di saldo positivo. E queste 10.000 lire andarono ad acquisire opere, queste innanzitutto, ma non solo questa. E ci furono anche dei doni. Allora io qui ho tentato di fare un passettino in più, però i curatori non ne abbiano, diciamo così, rispetto
rispetto alla possibile acquisizione, nel senso che anche qui c'era nel catalogo, se andate a vedere, c'è un dubbio forte circa la possibile acquisizione, si fa un altro nome. In realtà ho trovato, ed è una delle mie, come posso dire, peregrinazioni negli archivi veneziani, ho trovato un documento abbastanza interessante, cioè riguardo un capitolo successivo, ma in una lunga lettera che il sindaco di Venezia invia al ministro, non si diceva, non c'erano i beni culturali, al ministro della pubblica istruzione, direzione antichità e belle arti, ok? Lettera scritta da Barbantini, sicuramente, abbiamo anche le minute, ok? Lì c'è scritto con precisione che queste due opere, questa e la successiva di Pompeo Molmenti, erano state donate dall'ingegner Selvatico. Allora, è come posso dire, anche qui un punto interrogativo, chi era l'ingegner Selvatico? Mi è stato suggerito dal collega Cristiano Sante che poteva forse essere addirittura un pittore, che era anche, diciamo così, un ingegnere, un tecnico, che era niente po' di meno che Luigi Selvatico, figlio di Riccardo, fratello di Lino, ok? È un'ipotesi. Certamente Barbantini fa firmare questa lettera, ripeto, molto lunga e molto circostanziata al sindaco di Venezia e dice che questo è stato un dono dell'ingegner Selvatico. Perché scrive questa cosa? Perché voleva riassumere le acquisizioni fatte in quegli anni per chiedere al Ministero di poter depositare alcune opere, moltissime opere in realtà, 75 per la precisione, appartenenti alle gallerie dell'Accademia di Venezia, opere ottocentesche, a Cappesaro. Questo era il motivo. E quindi elenca le opere ottocentesche già acquisite in quel momento. Queste due, poi parla di altre opere che vi dirò più avanti, ad esempio sempre di Molmenti, l'ultima scena dall'Otello e così via. Quindi, come dire, lancio la palla e spero che i curatori la raccolgano, ecco. E un dono di Lodovico Riparini, David Marogonato, chiedo scusa, e siamo con un dono di Enrico Pesaro Marogono, proprio nel 23, peraltro. E poi direi subito di passare, poi mi fermate ovviamente se avete domande da fare al momento, eccetera, non c'è nessun problema. Un secondo capitolo l'ho dedicato invece ad opere che non sono state esposte a quella mostra, ma che ugualmente in quegli stessi anni vengono raccolte e donate e acquisite meglio per le collezioni ottocentesche, anzi per la sezione ottocentesca, come scrive Barbantini, del museo. In primis, questa è una storia nella storia. Favretto, un autoritratto che è piuttosto famoso, un acquisto presso Sebastiano Barozzi. Allora, guardate intanto il prezzo, 18.000 lire, un prezzo altissimo. Poi vi faccio anche degli altri esempi per fare un confronto. E nonostante questo prezzo notevolissimo, che poi era stato anche ribassato rispetto ai 20.000 proposti, il comune, nella persona del commissario chiedo scusa, sono andato avanti, nella persona del commissario Davide Giordano, che era commissario e non più sindaco perché era un momento di passaggio dal sindaco al podestà, arriva il regime fascista per cui cambia amministrativamente il titolo del municipio e così via. Insomma, nel 25 il sindaco dà
in via del tutto eccezionale e con velocità, come posso dire, notevole, anche l'ok per l'acquisto di quest'opera. E 18.000 lire sono un prezzo incredibile. E questo personaggio, Sebastiano Barozzi, questo è interessante, nel senso, qui c'è un altro punto di interrogativo, vedete che ci sono tante storie nelle storie, ce ne sono tante, perché Sebastiano Barozzi, così viene chiamato sempre da Barbantini in quel famoso documento, non sappiamo se sia identificabile o parente di Dino Barozzi, che era un mercante d'arte veneziano, se posso dire una brutta parola, ecco, sì, molto furbacchione, nel senso che è uno degli autori di alcune spoliazioni terribili del patrimonio storico-artistico nostro veneto, triveneto, che è venduto all'estero senza nessuna pietà, diciamo così. All'epoca non c'erano ancora, oddio, non è proprio vero che non c'erano, perché dal 1913 c'era e come anche dal 1909 per un'altra legge, se non mi ricordo male, c'era una protezione legale da parte dello Stato del patrimonio, ok? Però questo, diciamo così, aveva la possibilità di bypassare e fare un pochino a suo piacimento. Quindi potete leggere abbondantemente. Ecco, il dubbio però rimane, nel senso che Sebastiano era Dino o erano dei parenti, ma comunque nella lettera, è strano che Barbantini confondesse il nome uno per l'altro, e in ogni caso lo descrive proprio come antiquario, mercante d'arte, quindi ho il subodoro che potesse essere appunto un parente o una cosa del genere. Esattamente. Mi pare molto difficile, appunto, per cui penso che ci fosse questa parentela, insomma, ecco. E ecco, va bene, qui c'è anche un po' di materiale che ho raccolto, come vi dicevo, all'Archivio Storico del Comune di Venezia, la Celestia, testimonianza di questo fatto, ma ci sono molti altri documenti che ovviamente questa sera non vi espongo, insomma, anche per non tediarvi. Il secondo esempio, qui passiamo da un'opera come l'autoritratto di Favretto molto piccola ad una gigantesca. Voi avete visto in mostra i due bozzetti, più le due bozzetti, diciamo, della scena completa, uno, diciamo, l'ultimo, il secondo, che era praticamente la scena definitiva. La prima invece è un'idea molto diversa, anche coloristicamente, non solo, come composizione, più alcune, come posso dire, alcuni particolari di alcuni volti, eccetera. Ecco, io approfitto, prima di parlarvi nello specifico di come è arrivata in museo quest'opera, per farvi vedere anche un'opera che non avete visto. Questo è un altro dei personaggi che vedete là sotto, che è l'Emilia Svenuta, era diciamo, la cameriera in qualche maniera di Desdemona, ecco. Non è stata, diciamo, forse è stato bene non prestarla per questa mostra, per nessuna mostra, a dir la verità, potrebbe essere prestata, perché è un dipinto, un olio su vetro. È un olio non coperto di vetro, proprio il supporto è vetro. Oltretutto, anche se non si vede nella foto, ha anche una frattura. Però volevo mostrarvi non solo perché, insomma, è un arricchimento ulteriore, ma anche perché fa vedere la capacità tecnica di Molmenti, che era assolutamente straordinaria. Vi faccio, diciamo così, un focus anche proprio sull'acquisizione dell'opera. Provenienza Papadopoli, ok, ma dono della Banca Commerciale Italiana del 24, dove però chiedo al professor De Feo se dico una stupidaggine. Mi sembra che la famiglia Papadopoli avesse attraversato dei rovesci finanziari, per cui il dipinto era andato a finire in mano alla banca, come, diciamo così, in qualche maniera. Probabilmente sì. Il dipinto
ripeto, donato dalla Banca Commerciale Italiana. E qui metto dentro un altro personaggio che vi inviterei a conoscere e che trovate comunque nel catalogo della mostra. Il Delvaux, il nostro Giambattista Delvaux, che era niente po' di meno che il presidente del comitato organizzatore della mostra, che secondo me affatto casualmente era il direttore della filiale veneziana della Banca Commerciale Italiana. Per cui io a questo punto di solito faccio una battuta becera che evito, perché, ecco, però insomma alla fine gira e rigira, i personaggi sono sempre gli stessi. La battuta becera? Il mondo è piccolo. D'altronde come mi chiamo? Ecco, avrei voluto evitarla, ecco, se possibile. Però non è un caso, insomma, c'è stata certamente una sensibilizzazione diciamo così, da parte della filiale veneziana rispetto alla sede centrale di Milano, che oggi peraltro, se non erro, accoglie le collezioni delle Gallerie d'Italia di Milano, perché il cerchio si chiude in qualche maniera, esattamente. E questa l'abbiamo già vista. Ecco una comunicazione sempre dall'archivio della Celestia di Nino Barbantini al commissario che dice: guardate che c'è stato questo grandissimo dono straordinario, un'opera qualche anno fa, un po' più di qualche, era stata esposta in museo assieme a tutti i bozzetti, compresi anche i bozzetti privati, diciamo così, ed era un colpo d'occhio notevole. È come entrare in una scena di teatro alla fine. Cioè è la rappresentazione di un teatro, ma fa entrare noi che la vediamo. Assolutamente. Vedete, ho messo apposta le misure: 241 per 433 centimetri di base. Proprio una stanza, insomma. Una quinta. Sì, e purtroppo, come tantissime opere nostre, è in deposito. Anche se qualche volta è stata esposta anche fuori dal museo. Ad esempio ricordo una mostra allo Spazio Vuitton a San Marco. Terzo capitolo, scusate che guardo l'orologio perché e non vorrei appunto tediarvi troppo. Opere esposte o anche non esposte alla mostra del 23 di proprietà delle Gallerie dell'Accademia, concesse in deposito alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia. Allora, questo è un capitolo estremamente corposo. Io mi rendo conto così un po' a posteriori, un po' crudele, perché vi mostrerò tutte opere, praticamente tutte opere, che sono state a lungo a Capesaro, grazie a questo accordo di cui vi faccio vedere uno dei tanti documenti. Questo è firmato da Gino Fogolari, sovrintendente ai musei e ai monumenti di Venezia in quegli anni. Sono stato un po' crudele perché queste opere non sono più a Capesaro. E alcune le ho viste, ok? E quindi lo dico con tristezza che non ci sono più. Per altre, per fortuna, pur essendo ritornate a casa propria, perché così è nella realtà, cioè alle Gallerie dell'Accademia, so, e questo mi fa piacere, che sono state anche esposte, però una minima parte, insomma, delle 75 opere date in concessione, in deposito, dalle Gallerie dell'Accademia a Venezia, proprio in quegli anni là. Il percorso, diciamo così, amministrativo fu molto lungo, perché iniziò all'inizio del 24 per concludersi nel 25 molto avanzato. Perché questo? Perché fondamentalmente il Ministero, a cui era stata rivolta la domanda attraverso quella lettera di cui dicevo prima, scritta da Barbantini per il sindaco, o meglio, all'epoca forse era ancora sindaco, adesso non mi ricordo, il Ministero dice di no, semplicemente di no. Viceversa poi ci fu come una seconda
un secondo tentativo proprio da parte del Giordano, del commissario, che sortì migliore effetto perché nella partita venivano inserite altre mani, nel senso una specie di do ut des. Se le gallerie ci danno queste opere, allora noi attraverso il Museo Civico Correr diamo delle pietre archeologiche al Museo Archeologico di Venezia, che era sempre dello Stato. Siccome il soprintendente era sempre Fogolari, ok, allora questo discorso... Allora vorrei che ci fossero, o comunque li sentirò senz'altro, non ho avuto occasione in questo momento, i colleghi del Museo Correr, per sapere se realmente questa cosa è andata in porto e se realmente ci sono ancora delle opere del Correr, appartenenti al Museo Correr, che sono al Museo Archeologico. La cosa è complessissima, perché poi allora Fogolari risponde: va bene se voi ci date queste opere, ma mette anche una seconda clausola, cioè che anche alcune opere ottocentesche scelte da Barbantini all'interno delle collezioni del Museo Correr venissero trasferite a Capesaro. Ok? Quindi il problema è che l'archeologico è stato e invece esattamente. I civici sono, cioè Correr e musei civici. Esattamente. L'archeologico, come le gallerie dell'Accademia, sono musei statali. Il Museo Correr, la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia sono musei civici dello Stato, del Comune, chiedo scusa. Quindi è, diciamo così, un problema di mal di testa amministrativo fondamentalmente. Però alla fine questa cosa va in porto, e va in porto diciamo nel 25. E tutta questa serie di opere che vi mostro erano state portate a Capesaro, non esposte completamente nemmeno a Capesaro, ma dopo alla fine vedrete, farò una specie di resumé, insomma, ecco. E vi faccio vedere alcuni capolavori assoluti che chi veniva a Capesaro in qualche parte poteva ammirare, insomma. Diciamo non nel 25, forse più dal 26, sicuramente nel 26, del 26 abbiamo un elenco, non è proprio un catalogo del museo, un elenco delle opere esposte, e lì ce n'erano molte, insomma. Ecco, vi faccio i numeri alla fine. Hayez, il padre Angelo Maria Pezzoli, che avete visto. Questo che non avete visto, sempre è alle gallerie, esposto. Anche questo è un quadro gigantesco, restituito alle gallerie nell'89, nel 1989. Se posso raccontare un aneddoto un po' dietro le quinte, è restituito parzialmente. In che senso? Nel senso che era stato prestato come posso dire, con l'accordo delle gallerie ad una mostra esterna. Finita la mostra, le gallerie dell'Accademia hanno voluto riprendersi l'opera, ma l'opera non era andata a questa mostra con la sua cornice originale, che era rimasta in deposito a Capesaro. E quindi qualche anno dopo, un bel po' di anni dopo, l'abbiamo ritrovata, o meglio è stata identificata come tale, e l'abbiamo segnalata e fatta ritirare giustamente dalle gallerie. Insomma, era la cornice originale, per cui mi pareva anche giusto, come molto spesso capita in questi casi, che facesse parte seguisse la storia dell'opera a cui apparteneva, insomma, ecco. E ho messo anche delle foto, diciamo così, nella versione che abbiamo a Capesaro, perché spesso queste opere le avevamo solamente in bianco e nero. L'ho fatto per motivi, come posso dire, affettivi, un po' romantici, sì, scusatemi. Anche questa è una grandissima opera, straordinaria. Dell'Accademia di Belle Arti. Nell'ufficio del Presidente dell'Accademia di Belle Arti, non sapete che sono divisi le istituzioni, ecco, la presidenza dell'Accademia. Un altro autoritratto importante di Antonio Zona, anche questo sì, restituito nel 2005. Un altro pezzo
importantissimo di Antonio Zona, l'incontro di Tiziano con Paolo Veronese, ovviamente è pittura romantica, quindi c'è una storia anche, diciamo, ipotetica, molto ipotetica sotto, ma guardiamo le dimensioni di questo dipinto, anche qui stiamo parlando di un'opera gigantesca, restituito alle Gallerie dell'Accademia nel 1989. Vi faccio vedere, perché insomma, mi pare anche giusto in questo caso, i colori. Ok? Beh, qui come vabbè, io non sono un docente, per cui però mi viene tanto in mente Veronese, sul serio, insomma, ecco, questa è una banalità, ecco, è una cosa incredibile, assolutamente. È una coppia di ritratti che in questa occasione sono stati invece esposti, per fortuna, anche questi ce li avevo nel cuore, francamente, restituiti recentemente, poco più di 10 anni fa, alle gallerie. Ha ancora restituito nel 2012 un altro pezzo molto interessante. Sì. Sì, se legge nella scheda, nelle schede delle due opere nel catalogo è spiegata tutta la storia, perché in realtà, prima di tutto, Danieli è una italianizzazione del cognome vero che è Daniel, ma sono proprio i due, marito e moglie, iniziatori della tradizione dell'albergo Danieli, assolutamente sì. Che poi, detto tra di noi, siccome erano friulani, non è l'unico caso di friulani albergatori a Venezia. Però se a qualcuno interessa glielo posso raccontare alla fine. Anche subito? Va bene. Allora facciamo un salto di una 60 d'anni abbondanti, vediamo, no, di più, anche 70 anni, e andiamo all'Hotel Terminus Viaggiatori, che adesso non dice niente, ma è un albergo ancora esistente a Venezia, che è di fianco alla Chiesa degli Scalzi, ok? Adesso sta cambiando nome, è diventata di una catena, si chiamava Hotel Bellini fino a poco tempo fa, il cui proprietario si chiamava Indri, che era friulano, dove lavoravano suoi conterranei, peraltro, e che fu, siccome anche lui era un amante dell'arte e anche un pochino della moda, se vogliamo, e che fu decorato nella sala da pranzo da Vittorio Zecchin. Il ciclo oddio mio. Sì, esattamente, delle 1001 notte, cosiddetto, di Vittorio Zecchin, era stato fatto per la sala da pranzo di quell'albergo. Assolutamente sì, 1914. Lo sappiamo perché contemporaneamente il signor Indri aveva fatto, diciamo così, ristrutturare alla moda Liberty anche alcune altre parti dell'albergo, anche esterne. Aveva presentato i progetti in comune, alcuni glieli avevano anche bocciati, peraltro. Vabbè, scusatemi questa digressione. E torniamo ai nostri. Anche queste sono opere restituite nel 2012, come molte altre. Queste erano di Dino Barozzi. Erano di Dino Barozzi come proprietario. Però qui c'è l'argomento per una ricerca, assolutamente, perché non c'è nulla su questo Sebastiano ipotetico. Ci sono dei discendenti. Sì. Il professore, non so se avete sentito tutti, il professor De Feo dice che siccome ci sono i discendenti che hanno fatto gli antiquari fino a poco tempo fa, sono da interpellare e quindi sarà interessante capire, appunto. Ecco. Non potrebbe essere che Sebastiano era il nome all'anagrafe? No, perché se Barbantini continua, cioè nel catalogo
catalogo del 23 nomina Dino e non è che il documento dopo nomina Sebastiano. Il dialogo non è un documento ufficiale, voglio dire, è un documento ufficiale. Era nelle lettere. No, perché le lettere anche che abbiamo nei faldoni parla sempre di Dino Barozzi, quindi non è che diventi Dino e poi diventi Sebastiano, non è neanche una diminuzione, perché per esempio Sebastiano c'è il discendente, si chiama Bendi, che si chiama Sebastiano, che suona Bendi, ma Dino è un altro nome. No, non è sicuramente un altro, una famiglia di una dinastia di questi baroni Barozzi che hanno esercitato la professione per tutto il secolo, evidentemente. Grazie. Faccio vedere anche un'altra opera che mi era rimasta nel cuore, di Felice Schiavone della Granduchessa Elena Paulovna, che poi era nata tedesca, quindi aveva un altro nome peraltro. Anche questa restituita nel 2012. E poi vi faccio vedere anche queste. Perché? Allora, la famiglia Guidini, esposta alla mostra del 23, era in mano al Guidini, l'ultimo discendente, diciamo così, che diede in lascito alle Gallerie dell'Accademia nel 1931 sia questo che l'altra famiglia Guidini, quella di Favretto, che era di 50 anni più tarda, insomma, ecco. Lo sappiamo anche questo grazie a un documento recuperato dove c'è un elenco, vediamo se, non so, no, non l'ho messo, credo, no. C'è un elenco di tutte, del 39 se non erro, di tutti quanti i depositi delle Gallerie dell'Accademia a Capesaro, e non ci sono solo le opere date in deposito nel 25, il gruppo delle 75 opere, ma anche le opere date successivamente, e c'è l'anno anche peraltro di questa cosa qui. E per cui vuol dire che non ce l'abbiamo più dal 1954. Scusa, se questo quadro è stato ceduto dal Guidini al Capesa, no? È stato non ceduto, è stato dato in lascita, era un legato testamentario insieme con l'altro di Favretto alle Gallerie dell'Accademia. Alle gallerie. Ok? Le quali, penso più o meno immediatamente, le avevano girato a Capesaro, direi per competenza, ormai. Ok? Quindi le due famiglie Guidini sono state a Capesaro, seppure anche esposte in qualche breve momento, seppure per un tempo molto limitato, insomma, ecco. Credo di ricordare che nel catalogo del 38 ci fossero tutte e due. E c'è un'altra terza famiglia Guidini che era della proprietà della moglie di Moretti Larese, che era una Guidini di Polcenigo, e questa terza famiglia Guidini anonimo non l'abbiamo trovata. Ho visto. Qui erano 3 le famiglie Guidini in mostra, 2 sono in mostra e la terza perduta non l'abbiamo ancora trovata. Anche questo è... Ma era da un'altra, cioè derivava da un altro proprietà Moretti Larese, dove c'erano anche i ritratti della figlia adottiva, cioè, ma ne mancano 2 o 3. Di uno abbiamo la fotografia del quadro e invece non abbiamo i pezzi della famiglia di Moretti Larese, ma che vuol dire Guidini. Quindi sul serio c'è sempre da studiare qua. La famiglia Guidini invece che grazie a Dio abbiamo ancora a Capesaro, ok? Viene sempre illustrata nei cataloghi di Capesaro del secondo dopoguerra. Non viene quasi mai accennato che sia di proprietà delle Gallerie dell'Accademia, ecco, perché ormai è quasi una cosa propria, insomma. Ecco. Speriamo che continui così, insomma. Ecco. Esatto. Quarto capitolo. Opere esposte e non alla mostra del 23 di proprietà del Museo Correr. Vi dicevo che in queste varie partite di giro realizzate tra le Gallerie dell'Accademia e Capesaro c'entrava anche il Correr. Peraltro anche qui è saltato fuori un documento, una lettera di Giulio Alessandri, no, chiedo scusa, di Giulio, no, abbiate pazienza,
adesso mi sfugge, del presidente comunque della commissione per il Museo Correr, che in qualche maniera non era molto molto contento di dare a Cappesaro queste opere, insomma, ecco. E per cui insomma ci fu comunque un passo, diciamo così, maggiormente pesante, diciamo, da parte del comune in questo caso, insomma, ecco. Per cui le opere vennero concesse. Mi sfugge adesso il nome, abbiate pazienza, ormai l'età avanza. Allora, ecco, questo pandan in qualche maniera, intanto vi segnalo che è stato riattribuito grazie alla mostra, prima di tutto, che erano stati dati entrambi a Politi. Ecco. No, questi già si sapeva. Sì, no, ma noi ce l'avamo originariamente, ecco. Anche nei documenti del comune, o meglio del Museo Correr, erano dati a Politi, e anche Barbantini onestamente li citava come Politi, tutto qui, insomma, ecco. Dunque non sono le prime opere di Caffi a entrare a Cappesaro in assoluto, ma sono le prime di quel famoso lascito di Virginia Missana, la vedova di Ippolito Caffi, lascito del 1889 se non erro, al Museo Civico. Museo Civico l'unico era il Correr, ok? 160 e passa opere più taccuini, bozzetti, eccetera, una quantità straordinaria, tutto quello che era rimasto nello studio praticamente di Caffi. In questa occasione mi pare 4 di questi dipinti vennero trasferiti, siamo sempre nel 25 vi dicevo, a Cappesaro, e non erano i primi ad entrare a Cappesaro perché poco tempo prima, mi pare 3 anni prima, un discendente di Caffi, Giuseppe Avon Caffi, donò il primo dipinto di suo antenato proprio direttamente alla Galleria Internazionale d'Arte Moderna, il Monte Pincio alla Mattina. Difatti, sfogliando gli inventari, vediamo che il Monte Pincio è un inventario 705, quindi molto più antico, mentre questi sono 1476, 77, eccetera, eccetera. Insomma, ecco. Diciamo, all'inizio degli anni 40, tutto il resto, o meglio, tutti gli altri dipinti vennero trasferiti a Cappesaro, mentre la parte grafica rimase al Museo Correr. Attualmente sono un po' divisi, nel senso che al Museo Correr ne sono esposti, diciamo, parecchi, però a Cappesaro ne rimangono, non dico altrettanti, ma insomma abbastanza, o meglio, più che a Cappesaro nei nostri depositi. Eccone un altro. Quinto capitolo è cosa c'è stato prima della mostra, nel senso che questa è un'opera che è in mostra e che era in mostra anche all'epoca, ma arrivò, come posso dire, a Cappesaro molto prima, sempre come deposito delle gallerie dell'Accademia. La cosa interessante è che ci sono tutti i documenti, perché questo è una piccola comunicazione di Barbantini al sindaco, sempre Giordano, in veste di sindaco in quel momento lì, diciamo nel 21. Praticamente fu anche qui un'operazione di gruppo in qualche maniera tra Barbantini, Fogolari e così via, e anche il Ministero, la sede centrale, perché il gesso originale era in mano a uno scultore veneziano, Carlo Lorenzetti. Barbantini, attraverso Fogolari, chiede che sia autorizzata la fusione dal gesso originale, concesso per l'occasione appunto da Lorenzetti, e che la fusione in bronzo venga data in deposito a Cappesaro, e così è ancora adesso. Quindi dal 1921, da 103 anni, quest'opera è felicemente in deposito da noi. Non è l'unico pezzo di Borro che abbiamo in museo, altre opere sono arrivate, ma anche poco dopo, ecco,
alcune erano anche esposte peraltro, anche se non ho dubito della stessa versione, perché noi abbiamo i gessi, per cui... No, se posso devo dire che Certo. Borro era un pittore che era stato molto amato da Barbantini, su un Emporium del 22 mi pare, aveva fatto una monografia su di lui, e in mostra nel 23 c'erano 4 pezzi di Borro, uno è questo, un altro di questo abbiamo una testina che poi è la testa del figlio di Querena, e poi altri 2 che erano una contessa Luccheschi ed un quarto che non abbiamo ritrovato e non ne sappiamo nulla, ma erano in parte erano di proprietà di qualcuno, era in proprietà proprio di Lorenzetti. Carlo Lorenzetti, sì. Uno dei non moltissimi, tra l'altro, scultori veneziani della seconda metà dell'Ottocento, peraltro. E questo è uno di quei documenti di cui vi dicevo, ma ripeto, ce ne sono molti altri. Questo è proprio Fogolari che scrive a Barbantini comunicandogli l'ok da parte del Ministero a questa fusione, insomma, ecco. Qui c'è proprio un'altra comunicazione del Ministro della Pubblica Istruzione, ricordiamoci che non esisteva, non sapevano neanche cosa, cioè non erano neanche definiti i beni culturali, al limite sarebbe stato Ministro delle Belle Arti, ma non esisteva, c'era una direzione centrale all'interno del Ministero della Pubblica Istruzione. E poi questo è un altro punto interrogativo interessante, diciamo così, per non dire esattamente drammatico. Luigi Galli, già potremmo dire, come posso dire, attribuito a Matteini, ovviamente, perché così era stato scritto, ovviamente, fino a ieri. Allora, il ritratto a cavallo del conte Guglielmo Bevilacqua, ex inventario, come scrivo sempre in queste opere di cui restituite, che non ci sono più, a Cappesaro, 698, già in deposito dall'Opera Pia Bevilacqua La Masa, sede a Verona, dal 23 al 34. Allora, abbiamo anche qui i documenti di questa cosa, perché è abbastanza interessante. Anche questa viene prima della mostra, perché i documenti qua ci testimoniano, questo è il presidente che dovrebbe essere Vittorio Tedeschi, ma in realtà la firma sotto, a me non pare proprio che sia la sua, comunque al municipio di Venezia, 1923, ma 4 maggio, ok? Che comunica l'ok da parte del consiglio direttivo dell'Opera Pia Bevilacqua La Masa, okay, per il prestito, diciamo così, il deposito di quest'opera a Cappesaro. Tant'è vero che Nino Barbantini va a prenderla fisicamente, cioè ovviamente con una ditta che farà il trasporto, ma va di persona, tant'è vero che gli viene anche rimborsata la trasferta. E questo è anche il documento che è a Verona, la sede. Sì. Al castello, sembra proprio di sì. Quindi abbiamo i documenti della trasferta, diremo oggi, documenti totalmente amministrativo, meglio dell'amministrazione del personale, ecco. E questo è un altro pezzo incredibile. Questo è un acquisto del comune per tramite di Nino Barbantini, anche questo, ma anche qui vi faccio notare questa incongruenza, acquistato per 1.000 lire. Ricordiamoci, l'autoritratto è 18.000 e gli anni, siamo lì, cioè, questo è veramente un capolavoro assoluto, insomma. Ecco. Anche qui una spesa autorizzata in fretta e furia dal sindaco, o meglio ancora sindaco all'epoca, siamo nel 21, con una carta su una carta di formaggio praticamente, ma che poi viene trasmessa all'economato e così via, quindi, però la fretta c'era tutta, insomma, ecco. La donazione Ciardi io la metto in fondo perché mi è stato suggerito di inserirla da parte faccio nomi e cognomi di una persona a cui sono molto legato, anche che è il professor Stringa, perché secondo lui mi suggerisce, ma fra queste, diciamo così, questa premonizione di sezione ottocentesca, come non puoi mettere la donazione della famiglia Ciardi? Allora, posto che nella mostra del 23 del 923 arriviamo a Favretto
e Ciardi è di una generazione leggermente successiva, ok? Però, come dire, io non mi sottraggo alla provocazione in qualche maniera, no, provocazione perché appunto è una persona a cui è un'aggiunta molto importante, sono decine di pezzi, ok? E sono anche una testimonianza di un personaggio che non solo come artista, ma diciamo così anche come uno dei primi animatori della Biennale, è stato straordinariamente significativo per l'arte veneziana, insomma, della sua epoca, insomma. Qui, diciamo, alcuni anni dopo la morte, lui muore nel 17, se non vado errato, e la famiglia, direi probabilmente soprattutto Beppe, okay, che era anche lui estremamente pesante diciamo, in varie istituzioni veneziane, in primis nella Biennale, peraltro. E alcune opere di questa donazione, questa sì donazione, questo è piccolissimo, vedete, ma è uno di quei quadri di cui sono più legato nel museo, insomma, dove lavoro per mia grande fortuna da 25 anni, insomma, ecco. Incredibile come è costruito, cioè utilizzando praticamente la preparazione della tela per la parte della campagna, e è praticamente bicromo questo dipinto, una cosa incredibile, assolutamente incredibile. Alcuni altri esempi, alcuni soggetti suoi tipici, il Sile e le montagne sopra i Fieri di Primiero, San Martino Castrozza, e anche un po' di testimonianze del suo viaggio, diciamo così, di istruzione subito dopo il diploma all'Accademia nel 1868 in tutta Italia, sia da Firenze a Roma e a Napoli. Quindi questo è un paesaggio napoletano fondamentalmente, campano. Finisco riassumendo un pochino. Allora, che spazio avevano queste opere, questa sezione ottocentesca all'interno delle esposizioni di Capesaro, della Galleria Internazionale d'Arte Moderna? E qui le ho fatto un pochino di conti. Allora, all'inizio nel 24 non si nota quasi nulla. Sono 2 sale molto parziali per un totale di 11 opere. Poi c'era una sala sempre dedicata già a Ciardi e così via. Poi passiamo a 3 sale sempre parziali, però già 55 opere, come anche nel 27 siamo a 55 opere, per salire a 57 nel 30. È un po' il massimo. Allora, non ho conteggiato esattamente quante opere in totale fossero esposte in parliamo comunque di almeno, credo, 200 o 300 opere. Quindi era una sezione importante, insomma, ecco. Tenete presente che c'erano delle sezioni internazionali, quelle legate proprio alla Biennale, anche paese per paese, insomma, ecco, per cui non c'erano poche opere esposte. E in questa epoca qui eravamo già arrivati al secondo piano, un secondo piano quasi completo, diciamo così, ecco, perché all'inizio era solo il primo, ecco. E nel 38 cambia tutto, nel senso che c'è un riallestimento su cui bisognerebbe fare qui un'altra conferenza abbastanza deleterio, francamente, perché ci fu questo nasce tutto quanto da uno scambio reciproco tra la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Praticamente, per farla molto breve, le opere che erano di artisti non veneziani, non veneti meglio, né internazionali che appartenevano alle collezioni della Galleria veneziana, furono mandate a Roma, quindi tutti gli italiani extra Veneto praticamente. Le opere di veneti o di artisti internazionali che erano a Roma vengono mandate a Venezia. Tutto ciò per un pronunciamento, diciamo così, avvenuto ancora nel 1919, apparso sulla rivista diciamo così,
della direzione Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, in cui si chiedeva di praticamente riformare totalmente la natura di alcuni musei d'arte, oggi diremo contemporanea italiana, a partire dalla Galleria Nazionale, suddividendole, rendendole, come posso dire, delle specialistiche in qualche maniera. Un'idea che a noi sembra folle, francamente, e abbastanza sì, demenziale proprio, che grazie a Dio durò poco, però che ebbe dei danni e degli effetti che si vedono in questo momento. Cioè nel 1938 questo accordo è effettivo. Quindi a Venezia non trovate più gli artisti, come dire, molti artisti che avevate visto in precedenza, viceversa, che ne so, trovate due opere di Klimt, perché una veniva da Roma, per dirne una, insomma, ecco. Vabbè, per farla molto breve, finirà, grazie a Dio, ripeto, i primi anni 50, perché a Roma era arrivata la Palma Bucarelli, che era una persona che, come dire, un direttore nuova direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, appunto della capitale, che capì che era stata una follia, insomma, e quindi le opere tornarono nei rispettivi musei, fondamentalmente, insomma. Vediamo dove siamo arrivati. Faccio vedere, vabbè, così tanto en passant, alcuni esempi. Qui c'erano alcune opere, i cataloghi, o meglio gli elenchi delle opere del 1926, e il confronto con alcune opere pubblicate nel catalogo invece del 1938, insomma, ecco. E direi che ovviamente, se ci sono domande sono qui, ma intanto vi ringrazio per l'attenzione e auguro, come posso dire, un arrivederci a martedì. Non prossimo, ho sbagliato, è quello successivo, abbiate pazienza. E grazie ancora. Qualcuno ha delle domande, delle curiosità? Posso finire faccio un appendice finale. Allora, abbiamo parlato della sezione ottocentesca della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Cappesaro, di Venezia. Ci fu, e c'è ancora, il problema di dove esporre queste opere, perché neanche all'epoca si riusciva a esporle dappertutto, tutte quante, chiedo scusa. Addirittura alla fine del periodo del secondo importante direttore del museo, di Guido Perocco, pur impegnando 2 piani totali più una parte dell'ammezzato, si arrivava ad esporre 500 e qualcosa opere. Quindi nulla rispetto comunque al patrimonio del museo. Ebbene, in un'intervista del 1979, Perocco aveva fatto una proposta, e la proposta era di dividere nella sede espositiva le collezioni, diciamo, degli anni del Novecento, del XX secolo, da quelle del XIX secolo. Dividere in 2 sedi vicine, anzi, una delle quali era questa. Cioè, qui dove siamo noi, a Mocenigo, dove voleva esporre, aveva proposto di esporre, la sezione ottocentesca della Galleria d'Arte Moderna di Venezia. E come questa posso riportarvene altre, cioè ad esempio non tantissimo tempo fa, anche il mio precedente responsabile aveva pensato, il dottor Fuso, aveva pensato, una volta che la Fondazione Musei era entrata, diciamo così, in possesso, seppur brevemente, di Ca' Cornel della Regina, di portare lì le collezioni dell'Ottocento per poterle esporre, insomma. Purtroppo il museo, la sede di Cappesaro, ha sempre sofferto questo problema di spazi, ecco. Allora, come le dicevo, ho la fortuna di lavorare in questo museo a Cappesaro da 25 anni, per cui come diceva Elisabetta Barisoni,
diceva che insomma, a memoria storica diciamo che sono un pochino la stampella a cui appendere i vecchi ricordi. E me lo ricordo molto bene, perché ero appena arrivato nel momento in cui veniva detta questa cosa. E diciamo che tutto morì, ma non fu l'ultima sede, diciamo, di destinazione, nella mia esperienza, del Museo d'Arte Orientale, dovuto, come giustamente hanno ricordato anche i relatori, il professor De Feo, la dottoressa Barisoni, nelle precedenti comunicazioni, nelle precedenti conferenze, proprio museo dovuto a Nino Barbantini, che l'ha allestito. Ancora adesso una parte dell'allestimento è ancora quello di Barbantini, peraltro. Ecco. Ma la seconda sede di cui si parlò un po' più recentemente era sempre quella di Ca' Cornel della Regina. Ok? Adesso si parla, o meglio, mi dicono che si stia lavorando, che ci sono anche i finanziamenti nell'ex convento di San Gregorio, e speriamo che vada realmente in porto, che possano liberare questo spazio, anche se io pongo alcuni, diciamo così, interrogativi da un punto di vista museologico e museografico, nel senso, cosa facciamo dell'allestimento di Barbantini? Ok? Lo dico contro i miei interessi. Ok? Se avessimo a disposizione il terzo piano, non dico che risolveremo i problemi, ma un passo avanti lo faremo. Posto che quel piano comunque avrà necessità di essere totalmente restaurato e via discorrendo, insomma. Ecco. Questo è quello che so io, ecco, dopo non so altro, insomma. Sì, lei diceva che nel periodo di Perocco si arrivò a esporre 500 opere, aggiungendo che è un nulla rispetto al patrimonio, o comunque una parte non consistente rispetto al patrimonio. Quante opere ha Cappesaro? Primo. Secondo, accennava a Zecchin. Sì. Io ricordo una bella mostra che però è di un secolo fa Al Correr. su Zecchin, esatto. E quante opere di Zecchin ci sono a Cappesaro, se ci sono? E anche i progetti fatti per il famoso albergo, anche quelli bocciati, sono stati conservati? Sono al museo? Sono alla Celestia? Dove sono? Ok. Grazie. Allora, quante opere? Diciamo che da diverso tempo abbiamo superato i 6.000 pezzi, insomma, ecco, ma di parecchio ormai. Ricordo le ultime donazioni, ad esempio la donazione di Angelis Testa, 105 è solo quella, ok? Per cui immaginate, per cui insomma, pur avendo perso tutte le opere, diciamo così, non tutte, una buona parte delle opere delle gallerie dell'Accademia comunque sono arrivate altre fonti, diciamo così, insomma, ecco. Zecchin. Allora, il museo possiede molte opere di Zecchin. Di quel famoso ciclo possediamo 6 scene, poi più 2 lacerti, di cui uno con una scritta, e Aladino disse, eccetera. E poi possediamo però anche diverse grafiche che sono pubblicate nel catalogo generale delle disegni grafiche del museo. Bellissime, peraltro, ci sono, credo di ricordare, dei disegni a punta d'argento, una cosa meravigliosa. Sappiamo anche dove sono tutte le altre di quel ciclo, perché miracolosamente si è salvato, miracolosamente. Sono in mano quasi tutte ai privati, meno un pezzo che è stato esportato definitivamente, e non si capisce attraverso quale ufficio esportazione italiano, ed è esposto, almeno era esposto, al Museo d'Orsay di Parigi. Quindi se nel 2002-2003 lei aveva visto tutto il ciclo
delle Mille e una notte esposto, perché era tutto quanto praticamente a Venezia o quasi, insomma, ecco. E adesso non è più possibile vederlo, io coltivavo anche il sogno di una volta di poterli acquistare tutti, di portare, questo è un sogno che non potrà più essere avverato, perché un pezzo appunto è entrato di proprietà dello Stato francese. Perché il museo d'Orsay è un établissement d'État, come si dice, fa parte della riunione dei musei nazionali francesi. Vi ricordo che all'epoca delle biennali e anche successivamente era il comune che metteva a disposizione dei budget per acquistare le opere, lo faceva biennalmente, ok? In occasione della Biennale. Questa cosa da molti decenni non è più. Bisognerebbe essere fortunati a trovare delle occasioni, ma di solito le opere che cerchiamo che ci piacerebbe acquistare hanno dei costi non sempre affrontabili, ecco, diciamo così. C'era anche una schiera di benefattori che acquistavano alla Biennale esplicitamente per donare quelle opere alla galleria. Chi dovesse avere la fortuna di leggere le cronache della ricostruzione del campanile scoprirà che per 6-8 mesi il campanile si ferma, i lavori, per il colore dei mattoni, perché c'erano 2 fornaci, fornitrici, eccetera, eccetera. E questo mi fa riflettere ancora di più sulla obiezione o sulla proposta o sulla inquietudine che ne viene fuori. Cosa faremmo se dovessimo spostare le installazioni create ma perché dico questo? Perché Venezia ha già in parte devastato i lavori di scarpa, i lavori museali. Un po' alla volta si rosicchiano opere d'arte che sono gli allestimenti. Allora, lei per un giorno adesso è sindaco, ispettore, governatore generale della città, cosa farebbe? Ma può anche non dirlo, però io terrei così, perché l'arte è anche la storia dell'arte, ma ho paura che distruggiamo, tanto dopo questo momento nessuno sembra preoccuparsi più di niente. Io faccio una proposta che stavo dicendo una bestialità, per cui questa qui no, non la dico più questa volta qui. Da mandarino mestrino, perché io sono mestrino peraltro, ok? Troverei una nuova sede per la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Venezia, così che per poter lasciare a Capesaro lo spazio come Kunsthalle, ad esempio, una cosa di questo genere, spazio per mostre, e il Museo d'Arte Orientale però non risolve il suo problema, perché anche il Museo d'Arte Orientale ha il problema, perché anche il Museo d'Arte Orientale ha una bellissima collezione che non viene esposta in gran parte. Non è facile. Probabilmente bisogna trovare un compromesso, insomma, ecco, tutto qui. I depositi di Capesaro, come è uscito nei giornali da molto tempo, si trovano all'interno del Parco Scientifico Tecnologico di Porto Marghera e non sono proprio molto adatti. Sono, da un punto di vista conservativo, sono migliori, oso dire, rispetto a Capesaro. Da un punto di vista espositivo sono un po' difficili, insomma, ecco, tutto qui. E anche lì lo spazio è terminato, praticamente.